È il 23 giugno 2018, sto giungendo alla sella del Fadalto a 490 metri. Il programma di oggi è Soverzene, il lago della Val Gallina, che poi vi descriverò nei dettagli. Dalla località Bastia si prende la strada, prima asfaltata e poi bianca, che segue il canale Cellina e che condurrà a Soverzene. Questo è un tratto della strada lungo il canale. Il lago Gallina è oltre la montagna, il Dolada. Ecco qua. Pista ciclabile via Regia. Ma non sapevo. Sono passati un po' di anni dall'ultima volta che ho fatto questo tragitto, però non era assolutamente segnata la pista, non c'era nessun tipo di segnaletica. Adesso invece è molto ben segnata e alcuni tratti sono anche asfaltati che non lo erano, come questo che sto percorrendo. Una volta abbiamo percorso quella passerella che adesso è distrutta, poi naturalmente non è più agibile. Ecco là un tratto della vecchia passerella, era bella, interessante, però adesso ripeto non si può percorrere, interrotta, semidistrutta. Questo è il fiume Piave, queste sono le chiuse di Soverzene e bisogna dire che hanno fatto veramente un bel lavoro. Guarda che ben tenuta, bella che è questo tratto di ciclabile, molto bella, bravi. Penso faccia parte forse della tratta Monaco-Venezia, si è inserita in quel tour, credo. Bel lavoro, bravi, complimenti. Vedi Carla, mi te dico sempre, questo è il sistema di mettere le legne. Vedi tu? Guarda che robita. Però vedete, sia. Questo è Soverzene. Mi diceva un amico che in una trasmissione in TV sui canali nazionali dicevano che Soverzene è il comune più ricco d'Italia per via dei contributi dell'Enel, non lo so. Uscendo in direzione nord dal paese di Soverzene si trova questo bivio
contrassegnato da questo bel capitello dedicato a Sant'Antonio, e a sinistra si procede per Longarone e a destra si comincia la strada che sale su al lago di La Val Gallina, che è in quella direzione. Questo dovrebbe essere il monte Spitzgallina, e appena più in su dovrebbe esserci, anzi sicuramente c'è il monte Toc. Io mi inoltro in questa vallata. Che bella fresca! Ecco giù il Piave, qui in su Longarone, sono a circa 670 metri. Ecco un primo scorcio della diga. Ogni volta, questa è la quarta volta che faccio sto giro, e ogni volta quando la vallata si stringe, provo un sottile disagio. Non so se sia appunto perché la vallata è chiusa da una diga o per la vicinanza del Vajont. Appunto è a circa 5 km a nord da qua. Eccola qua. La diga. Fa impressione, eh?
qui il sentiero continua, sono a 50 km esatti da casa, a 670 metri sempre, 680, e ho ancora 9 tacche, però devo dire che fino a Soverzene non ho utilizzato il motorino. Provo a fare qualche 100 metri di questo sentiero che costeggia il lago. Vediamo se c'è qualche scorcio interessante della diga. Certo che per quanto ben costruite siano, comunque le dighe danno sempre un senso di precarietà, di fragilità, tra il retaggio del Vajont, chi lo sa. Qui l'inizio della vecchia passerella, che ripeto era percorribile, l'ho percorsa insieme ai miei amici Angelo e Paolo anni fa, era già allora a tratti interrotta, però l'abbiamo percorsa per un bel tratto. Mi sto avvicinando al lago di Santa Croce, sto percorrendo una ciclabile che non avevo mai fatto prima. Bella, in mezzo ai boschi, ci sono torrentelli, silenzio, bella arietta fresca. Appena superato la sella del Fadalto, adesso mi fa una discesetta fino a Vittorio Veneto e dopo a casa.